gente perché oggi fa troppo caldo e quindi magari avere una fase di animazione un pochino più tardi, però noi iniziamo lo stesso perché ho visto che c'è abbastanza gente, voi lo sapete bene, quindi visto. Però un minimo di interesse anche per i pilgrini è importante pure. Quindi ecco, noi abbiamo organizzato questa collettiva che è la 10ª collettiva e come vedete c'è anche un gruppo in una scuola di Canegrate della signora Maria Luisa Zappi che non vedo dov'è. La Maria Luisa dov'è? Zappi, Maria Luisa vieni qua. Ecco, e quindi ci sono esposti questi parole sui cavalieri. Ecco. Poi invece ecco, coloro che espongono sono Gianni Castelli, i nomi Fisiopala, il nome scusami, Berlino Francesco, Luigi Gianfranco, Viterrano Sara, che viene da poco mi sembra, Carugate, ok, ecco, e la Maria Luisa Zappi. Ecco. Quindi noi abbiamo fatto una bellissima personale della Maria Luisa Zappi, abbiamo fatto tante bellissime mostre e questa è una delle belle mostre organizzate dal nostro centro espositivo. Ecco, quello che è importante è osservare attentamente le opere, ecco, guardarli con l'aspetto, io dico sempre con la parte emozionale, non solamente di osservare un quadro così tanto per osservarlo, date il vostro giudizio per quello che voi sentite di dare, ecco, e così possiamo iniziare bene la festa. Ecco. Io direi possibilmente al nostro esperto che tiene il nostro sito, se possibilmente può fare qualche foto di gruppo in modo che poi verrà messo sul nostro sito e continuerà a girare, ecco. E poi ci saranno, ho visto la signora la giornalista Paola, ecco, bravissima, che ci segue sempre, ecco. Paola, vero? No, Paola. No, scusami. Ecco, non lo com'è il nome, scusami. Paola, giusto, 6 giorni, ok. Benissimo, ok. Per cui, ecco, quindi noi saremo, sicuramente c'è il giorno da aprire, ci sono diversi giornali che ci seguono, ecco. Per cui, e poi il nostro sito che continuamente annuncerà questa manifestazione fino al 18 di giugno. Ecco. Ecco, io quello che posso dire è questo, sono contento delle opere, ognuno, ripeto, darà un nostro giudizio e apriamo la manifestazione con queste belle cose che avete portato e così ci si avvererà anche perché fa abbastanza caldo. Ecco, gli dirà 2 parole la signora Zappi, 2 parole giuste perché fa troppo caldo. Ok, ecco, Maria Luisa. No, il microfono. Ok. Mi mangiano le parole. Allora, io sono un insegnante di affresco. A settembre, quello che avete visto, ci saranno questi, diciamo, affreschisti nel nostro paesino o cittadina, non lo so ancora, è tutta una fare da cinese da imparare, per poter farci questi libri. La giornalista Giunta Maura ci ha già portato in evidenza l'arte dell'affresco. Per cui guardateci tutti intorno, ma anche quelli che non fanno affresco, io ho notato un pittore che si chiama Bellino, e caspita è proprio Bellino, bravo, e poi mi ha detto anche che è un musicista, il che vuol dire arte per arte. Ragazzi, amiamo l'arte, che forse è l'unica cosa che ci rimane oggi come oggi nella nostra vita. Grazie. Grazie.